Arrivano le carte della nuova Imprevar e il comune mette in guardia. Terremo alta l'attenzione, dice ai nostri microfoni l'assessore Roberto Campagnolo. Stiamo vedendo adesso i primi documenti che ci sono arrivati, li abbiamo passati ai nostri legali e ai nostri dirigenti, valuteremo tutto e seguiremo tutto con la massima attenzione. Escludendo il cantiere del ponte, sono 7 quelli che passano dalla Vardanega alla nuova società, la Imprevar. A Bassano c'è il Polo Museale Santa Chiara che viaggia con un ritardo sul cronoprogramma, ma ci sono anche i lavori di ampliamento del plesso scolastico veronese a Maser, il nuovo pronto soccorso di Dolo, la manutenzione straordinaria e la riqualificazione delle torri a Treviso per 36 alloggi popolari. E poi sempre a Treviso la ristrutturazione del comando dei carabinieri, passando per le elementari di San Biagio di Callalta. Con il passare delle ore si moltiplicano le letture di quel che è successo alla Vardanega, che dopo la risoluzione in danno avviata dal comune per il cantiere del ponte ora passa alla liquidazione. Insomma, sembra emergere una situazione che evidenzia una difficoltà della Vardanega degli ultimi almeno 7-8 mesi, non solo nei cantieri che abbiamo qui a Bassano, ma un po' in tutti i cantieri. Secondo quel che emerge da una prima analisi dei documenti fatta dall'amministrazione comunale, l'azienda qualche difficoltà l'avrebbe avuta ben prima che il comune decidesse di far saltare il contratto d'appalto.